Occhi umidi e a volte persi nel vuoto, occhi di tutte le età che da dietro le mascherine pregano increduli. In tanti, dentro e fuori la parrocchiale di Limena per l'ultimo incredulo saluto a Christian Menin, il bimbo di 6 anni annegato nella piscina di San Pietro in Gu. Anche il parroco Don Paolo Scalco nell'omelia ammette, per quello che è successo non c'è un perché. Sono convinto che l'atteggiamento migliore da prendere in questo momento sia quello di fare silenzio e di stringerci con tanto affetto ai suoi familiari che sono straziati dal dolore. Toccante e amorevole il ricordo delle insegnanti della scuola materna e di quella primaria frequentate da Christian. E quanti ricordi! A Carnevale, vestito da Harry Potter. Di te che giochi, anche di nascosto, a sasso carta forbice. Di te che in palestra o a ricreazione corri velocissimo, magari facendo il rumore della macchina da Formula 1. Di te che come un topolino rosichi la mascherina. Di te che in mensa fai parte dei bambini spazzolatori di cibo. Sulla bara la maglia della Villa Franchese Calcio, all'uscita dalla chiesa l'inno bianconero è a manetta, a coprire il pianto dei genitori, della sorella e dei parenti di Christian. Il sindaco ha indetto il lutto cittadino. Non faremo i fuochi, non ci sarà musica alla sagra, che è l'ultima sera, e cercheremo di appunto da oggi ripartire nel ricordo di Christian per cercare di essere un po' più tranquilli, un po' più buoni come era Christian, un po' più attivi per la nostra comunità, per il nostro paese. Dispiace veramente quello che è successo, dispiace perché una giovane vita ci ha lasciato e dispiace perché i due genitori sono assolutamente inconsolabili.